La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina. In primo piano la cronaca, perché l'ondata di furti che ormai da mesi sta interessando il Varesotto non si placa, continuano i colpi e le segnalazioni. A Bodio Lomnago, svaligiata una villa, i ladri sono stati immortalati dalle telecamere. Il servizio di Barbara Zanetti. Continua a risuonare forte l'allarme furti nel Varesotto. Nel mirino in questi giorni Bodio Lomnago. Ad agire ladri incappucciati con addosso una tuta bianca. Le immagini di una telecamera di sorveglianza di una casa di Lomnago hanno immortalato un palo rimasto fuori mentre due complici sono entrati in una villa e hanno fatto razzia. Il colpo è avvenuto nei giorni scorsi intorno alle 19 in una strada al confine con il bosco. I proprietari sono tornati e hanno trovato tutto sottosopra. I ladri, pur ripresi, sono irriconoscibili. Sono consapevoli che le case che visitano hanno telecamere di sicurezza, ma non si preoccupano nemmeno di mettere fuori uso gli impianti di videosorveglianza. Intanto, in via dei Castagni a Lomnago, i residenti cercano di darsi una mano per sorvegliare le loro abitazioni. È nata una chat, una sorta di controllo di vicinato che riunisce parecchie famiglie. Le ultime segnalazioni raccontano di un'auto, una piccola utilitaria, che procede a passo d'uomo vicino alle case e di persone che osservano a lungo le abitazioni. La preoccupazione tra i residenti, comprensibilmente, è alta e palpabile. Si è aperto questa mattina dinanzi alla Corte d'Assise di Busto Arsizio il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne travolto mentre era in bicicletta a Parabiago il 9 agosto scorso. Imputati con l'accusa di omicidio volontario premeditato, oltre ad Adilma Pereira Carneiro, altre 7 persone, tra le quali il figlio della 49enne brasiliana Igor Benedito. Tensioni in aula oggi proprio tra quest'ultimo e i parenti di Fabio Ravasio. I genitori e il cugino della vittima si sono costituiti parte civile. Prossima udienza il 24 febbraio. Riecco il volo Malpensa-Fiumicino, ieri l'inaugurazione dopo il ripristino del collegamento diretto con Roma, un servizio importante per i pendolari del Varesotto che gravitano sulla capitale. Ha viaggiato per noi Veronica De Rio, vediamo. Ha avuto un tempismo perfetto la compagnia Aero Italia nell'inaugurare i primi collegamenti Milano-Malpensa-Roma-Fiumicino in concomitanza con lo sciopero nazionale dei treni, ieri domenica 26 gennaio. Del resto, la maggior parte dei passeggeri hanno preso l'aereo proprio perché c'era lo sciopero. Al Terminal 1 della Città Eterna alle 21:10 è decollato il primo volo alla volta dello scalo della Brughiera. Tra i passeggeri c'era anche la cagnolina Cookie perché la compagnia è pet friendly. Fino alle 20 l'attesa per sapere il numero del gate e poi con la massima puntualità è comparso sul tabellone gate E80. Alle 20:30 l'imbarco di una cinquantina di passeggeri, questo è il numero consentito nel volo. L'arrivo a Malpensa poco prima delle 23 per qualche turbolenza in cielo, ma il debutto è stato applaudito da tutti i passeggeri che avevano scelto appunto di tornare al nord proprio a causa dello sciopero con il volo. Ed ora ci occupiamo di un edificio abbandonato a Varese che però è pronto a rinascere, che nelle intenzioni della provincia di Varese dovrà ospitare il centro per l'impiego. Ci racconta tutto Barbara Zanetti. C'è uno strano viavai di ragazzi stranieri nell'edificio abbandonato di via Bernardino Luini a Varese, l'ex dispensario dell'ASL. Lo stabile chiuso, dove si è consumato poco tempo fa un incendio, preoccupa i tanti residenti dei condomini della zona. L'ipotesi è che, oltre a persone in cerca di un tetto, all'interno si consumino traffici illegali di droga.
La provincia di Varese ha deciso di acquistare l'immobile con l'intenzione di destinarlo a una nuova funzione pubblica, quella di sede di centro per l'impiego. Il progetto di riqualificazione è ormai pronto e attende solo i passaggi burocratici per partire, a cominciare dalla firma della convenzione con Regione Lombardia, attesa nei prossimi giorni e che garantirà i fondi necessari per l'intervento. Un progetto complessivo da 6,7 milioni di euro. Oggi è il giorno della memoria, ricorrenza internazionale che vuole ricordare le vittime dell'Olocausto. A Varese celebrazioni con medaglie e pietre d'inciampo. I particolari nel servizio di Elisa Polveroni. Questa mattina Palazzo Estense Varese ha ospitato la cerimonia per il giorno della memoria. Numerosi i giovani presenti, gremito il salone, folta partecipazione da parte delle autorità. Momento clou della mattinata, la consegna alla presenza del prefetto di Varese Salvatore Pasquariello di 14 medaglie d'onore alla memoria alle famiglie di coloro che, civili o militari, nei campi tedeschi furono costretti al lavoro coatto. 10 le nuove pietre d'inciampo presentate da Ampi Provinciale saranno collocate nei comuni di Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vergiate. Sempre nell'ambito delle iniziative legate al giorno della memoria, il comune di Varese ha organizzato la proiezione del film Volevo solo vivere di Mimmo Calopresti. L'appuntamento è per mercoledì 29 gennaio alle 18:15 nella sala Montanare di Via dei Bersaglieri. Intanto ieri l'ex deputato del PD Emanuele Fiano era a Busto Arsizio a parlare di Shoah e dell'odio che serpeggia nella società di oggi. Le sue riflessioni raccolte in questa intervista da Francesco Inguscio. Non è un momento che induce a tanto ottimismo, non c'è solo l'antisemitismo, c'è in generale un dilagare di odio, di rabbia, di ferocia, di violenza. E quindi c'è sempre l'impressione che quella lezione di ciò che è accaduto non sia servita, non sia risultata, come io amo dire, come c'è scritto nei miei libri, una lezione. La memoria io la intendo come lezione, anche perché per me è stata la lezione che mi ha tramandato mio padre. Diciamo che io penso che ricordare non basti. Bisogna capire perché ciò che è accaduto, perché se lo capissimo ne trarremmo l'insegnamento perché ciò che è accaduto non accada più. Sono preoccupato perché questo è un indice della crisi delle nostre democrazie, nelle quali non siamo più così tanto sicuri che tutti percepiscano che ognuno di noi è uguale all'altro, come c'è scritto nella nostra Costituzione all'articolo 3. Restiamo a Busto Arsizio, ci occupiamo ora del tema della sicurezza. Ieri doppio presidio in città, uno organizzato da forze legate all'estrema destra, l'altro improntato all'antifascismo. Partiamo dalla prima iniziativa. Vediamo il servizio. Difendiamo le nostre città è il titolo dell'iniziativa promossa ieri a Busto Arsizio da Francesco Checco Lattuada, figura di riferimento della destra radicale locale, contro le baby gang formate da giovani stranieri. Avevamo in mente di organizzare un presidio già prima che succedesse la rivolta del 10 gennaio, ha puntualizzato Lattuada davanti ai militanti. C'erano tra gli altri esponenti di Dora, Casa Pound, Rete dei Patrioti e Fortezza Europa da Verona. Arrivati in corteo sventolando il tricolore, i militanti hanno intonato cori da stadio come "Busto è nostra e ci appartiene", "Droga, stupri, prostituzione, questa è la vostra integrazione" e "L'Italia agli italiani, l'Europa agli europei". In piazza anche qualche militante leghista. Busto è sempre stata una città votata all'integrazione, la sottolineatura di Lattuada, ma bisogna venire qua a lavorare, non a delinquere. Come anticipato prima di questo servizio, dunque, ieri a Busto ha avuto luogo anche un contropresidio organizzato dal Comitato Antifascista e da altre forze. Il servizio. All'iniziativa della destra in tema di sicurezza a Busto Arsizio ha risposto il Comitato Antifascista insieme con molte associazioni e partiti della sinistra radicale. Il contropresidio è andato in scena in piazza Santa Maria e ha voluto esprimere, ha spiegato un militante, il nostro dissenso contro l'iniziativa di piazza Garibaldi, rispetto alla quale le istituzioni non hanno mosso un dito.
Un esponente del gruppo Tanuki ha poi definito miei pari i 2 stranieri espulsi dopo i disordini del 10 gennaio. 2 ragazzi, ha detto, che si sono ribellati a un fermo di polizia e che sono stati portati in quell'inferno in terra che è il CPR di Gradisca d'Isonzo. Siamo ora allo sport calcio, campionato di Serie C, cambio sulla panchina della Pro Patria. Riccardo Colombo si è dimesso, il nuovo allenatore è Massimo Sala. Il cambio arriva dopo la sconfitta di sabato scorso maturata a Novara, la 5ª consecutiva. La squadra è al penultimo posto e ha una striscia aperta di 15 partite senza vittoria. Ed ora un'occhiata ad alcuni dei temi che troverete sulla Prealpina domani in edicola e disponibile sui dispositivi digitali. Linea e parola al collega Marco Croci. Sì, grazie Luca. È vero che la Gioconda tornerà in Italia, il pensiero suggestivo è di questi giorni perché l'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, raccogliendo l'appello del Louvre, si è messa a disposizione per la tela di Leonardo, tela che tra l'altro era stata rubata a Parigi 115 anni fa proprio da un varesino. Barbara Zanetti e Riccardo Prando raccontano questa storia e rilanciano la proposta dell'assessore regionale. Valentina Fumagalli invece è andata a vedere cosa sta succedendo a Varese nell'immobile abbandonato di Via Luini, dove i residenti segnalano un via vai di stranieri e dove nei giorni scorsi c'è stato anche un principio di incendio. Ampio focus poi di Marco De Ambrosi sulla tassa della salute, c'è molto caos tra i frontalieri e noi cerchiamo di fare il punto. Diego Pisati invece ci dice quali sono i film più visti dai varesini e nelle pagine sportive ci sono gli approfondimenti sulla crisi dell'Open Job Metis e della Pro Patria. Grazie Marco, il TG di Prealpina finisce qui, appuntamento a domani alle 19. Buona serata.